Giornata importantissima, storica, perché oggi in Commissione Agricoltura del Senato all'unanimità, e questo è l'evento veramente importante, succede raramente, ma oggi all'unanimità è stato approvato il parere al documento di economia e finanza, che è il documento più importante che domani andrà in Senato, in cui tutti sono d'accordo di intervenire subito sul fondo di solidarietà a favore degli agricoltori per le recenti gelate che hanno colpito da Veneto. Ne sono orgoglioso i nostri territori, sono orgoglioso che siano stati finalmente approvati questi finanziamenti. Avepa, assieme all'assessorato regionale, all'assessore Caner, ma allo stesso governatore Luca Zaia, sono sul pezzo, perché effettivamente prima dobbiamo quantificare quanti effettivamente sono i danni in Veneto e nelle altre regioni italiane. L'importante è che il governo ha capito effettivamente l'importanza, la necessità di intervenire subito, e di questo penso i nostri agricoltori devono essere contenti.